Vuoi dirmi chi sei? Chi sono i tuoi discepoli? Qual è questa tua nuova dottrina? Io ho parlato al mondo apertamente. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto. Così risponde al sommo sacerdote? Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Ti scongiuro, per il Dio vivente, sei tu il Cristo, il figlio di Dio. Tu l'hai detto. Avete udito? Ha bestemmiato. Che ve ne pare? È il reo di morte! È il reo di morte! Ebbene, sia condotto al pretorio.
fecero dopo averlo preso? Lo condussero al Sinedrio e gli fecero il processo. Non vi erano testimoni a carico, né un difensore. Caifa era il principale accusatore. Ma sì, una delle solite querelle religiose. Credo piuttosto una vendetta di sacerdoti gelosi. Pare infatti che questo Nazareno sia molto popolare e che goda del favore della folla. Dicono che operi dei miracoli, ma che suggestioni di turbe fanatizzate, ecco tutto. Immagini davvero che si possano far vedere ciechi, camminare i paralitici, guarire i lebbrosi. Chissà, Continuo, che gli fece? Caifa lo accusò di essere un bestemmiatore e di aizzare il popolo contro le sacre leggi. Poi interrogò dei testimoni scelti qua e là tra il pubblico, ma le loro deposizioni erano contrastanti. Finalmente una si alzò in piedi e riferì di avere udito il Nazareno che diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mano umana e in 3 giorni ne fabbricherò un altro. Impresa piuttosto difficile. E il Nazareno che disse? Tacqua. E allora Caifa insistette: se tu sei il Messia, dillo a noi. E allora il Nazareno: se io ve lo dico, voi non mi credete. Se io ve lo domando, voi non mi rispondete. Come uomo di legge non posso che ammirare quest'abile risposta. Allora Caifa si alzò e con un grido isterico gli disse: ti scongiuro di dirci se sei il Cristo, il figlio di Dio. E lui? Gli rispose tranquillamente: tu l'hai detto, e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza venir giù dalle nubi del cielo. Caifa con un urlo si stracciò le vesti e gridò rivolto ai sacerdoti: egli ha bestemmiato, avete inteso? Da tutto il popolo si levò un grido: merita la morte! E subito le guardie gli sputarono in viso e lo schiaffeggiarono dicendogli: profeta, indovina chi ti ha colpito. Ebbene, amico mio, tu avessi visto il suo viso, bianco e statico, un viso di marmo che non potrò mai dimenticare. Sei molto impressionabile, Muzio Patillo, per essere un patrizio romano. Lo vedrai anche tu e mi darai ragione, Io? E perché dovrei vederlo? perché lo condurranno qui. Qui? E che cosa vogliono? Non lo hanno già condannato? Sai bene che non possono emettere sentenze di morte. Già. Ma se costoro credono che io possa accontentarli così facilmente, si sbagliano. Ci vogliono prove e testimoni sicuri. Non posso condannare un uomo perché si proclama il figlio di Dio. Al più potrei dire che è un pazzo. Caifa è astuto. Se vuole che il Nazareno muoia, troverà argomenti validi per convincerti. Se per esempio ti dicesse che è un ribelle alle leggi di Roma, non saresti costretto a punirlo? Dovrebbe dimostrarlo con prove positive. Muzio,
pensi di lui? Del Nazareno? Credo che è un giusto o un pazzo. Sono più propenso a crederlo un giusto. E anche tua moglie è di questo parere. Lasciamo stare le donne. Che c'entra? Mia moglie. È stata lei che quando ha saputo dell'arresto di Cristo mi ha incaricato di assistere al processo del Sinedrio. Prima di venire qui da te sono passato da lei e le ho riferito tutto quello che ti ho detto finora. E mi ha supplicato di rivolgerti una preghiera. Quale? Non avere nulla a che fare con quel giusto, di non immischiarti nella sua morte. Dice che questa notte ha sognato e che in sogni soffriva tanta ansia per via di lui. Tu, Muzio, credi ai sogni? Qualche volta sì. Senti, stanno conducendolo da te. E tutta quella lurida plebaglia invaderà il pretorio. No, perché oggi è il giorno della parascede, E che vuol dire? che non vogliono, entrando qui, contaminarsi, per essere così in grado di mangiare la Pasqua. Ave, il pontefice Caifa chiede udienza al pretore di Roma. Ha con sé un sacerdote, un capo anziano del popolo e un prigioniero. So di che si tratta, conducili qui. Venite avanti. Proconsole romano, rappresentante del grande Cesare e signore di Gerusalemme, Caifa, il pontefice e due sinedristi ti salutano. Che cosa volete da me? Che tu punisca quest'uomo secondo le leggi di Roma. E qual è il capo di accusa? Il Sinedrio lo ha già condannato a morte. Ti torno a chiedere, qual è il capo di accusa? Se non fosse un malfattore, non te l'avremmo portato. E allora pigliatelo e giudicatelo secondo le vostre leggi. A noi non è permesso di dare la morte a nessuno, o potente signore. Devi giudicarlo tu, perché solo tu rappresenti il grande Cesare. Che cosa ha fatto? Ha bestemmiato! Ha detto di voler distruggere il Tempio per poi rifabbricarlo in 3 giorni. Ha profanato il Tempio, fustigando i mercanti. Non bastano queste accuse per condannarlo. Si è rifiutato di pagare il tributo a Cesare. Non è sufficiente per dargli la morte. Anche se ti dico che si è ribellato a Cesare, In che modo? proclamandosi re dei Giudei. Interroga l'accusato. L'accusa che tu lanci contro quest'uomo è grave. Ho il diritto di interrogarlo. Lasciami solo con lui. Ti abbiamo detto la verità. I sinedristi possono testimoniare che è colpevole. È colpevole! Colpevole! Secondo le vostre leggi o secondo le leggi di Roma? Ma le ha violate entrambe. Quelle sacre di Israele e quelle civili di Roma. Per quello di Roma sono giudice io e soltanto io devo giudicarlo. Ma... Dubiti forse della mia giustizia? No, potente Pilato, ti lasciamo solo con lui. Andiamo a tranquillizzare il popolo e aspetteremo che ci mandi a chiamare con il tuo littore. Accostati. Sei tu
giudei. Dici questo da te stesso oppure altri te lo hanno detto? Sono forse io giudeo? La tua gente, i sommi sacerdoti, ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Dov'è il tuo regno? Il mio regno non è di questo mondo. Se lo fosse, i miei sudditi farebbero di tutto perché non fossi messo in potere dei giudei. Dunque, tu sei re. Tu lo dici, io sono re, per questo sono venuto al mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque dà la verità ascolta la mia voce. La verità. Come se fosse facile sapere cos'è la verità. Per me non è che un sognatore innocente. Già, un sognatore. Richiama il sacerdote Caifa. Ebbene, lo ha interrogato? Sì, e non trovo in lui colpa alcuna. Ma è un bestemmiatore! Non basta perché io lo condanno. Mette sotto sopra il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea. Dalla Galilea? Hai detto dalla Galilea? Ma è forse Galileo che sono? Sì, Ma allora non spetta a me giudicarlo. La Galilea è sotto la giurisdizione di Erode Antipano. E proprio in questi giorni Erode si trova a Gerusalemme per la Pasqua. Portatelo da lui. So che da tempo è bramoso di vedere il Cristo, perché ne ha sentito molto parlare. Probabilmente gli chiederà di fare qualche miracolo. Se Erode, re della Galilea, lo condannerà anche Roma. Andate. Ma Erode non è tuo nemico? Ebbene, da oggi diventeremo amici. Ma non credi che per farti un dispetto lo condanni? Può anche accadere il contrario, che non lo condanni per farmi un dispetto. È su questo che speri. Non farmi troppe domande, vecchio amico. Ho visto in quell'uomo qualcosa di più di un sognatore. La sua sofferenza, il suo stoicismo mi hanno scosso. Il fanatismo più crudele è stato scagliato contro di lui da quella setta di scribi e di farisei ipocriti. Non renderti complice della loro malvagità. E sei tu, il pagano che parla. È il mio cuore che parla. Non mi importa della loro religione né del loro Dio, di quanto mi importi di un paio di calzari. È l'uomo, è il Cristo che mi ha colpito. Non è un pazzo e nemmeno un sognatore. Che cosa? Non so spiegarmi. Pilato, non trovi che ci sia veramente qualcosa di divino in lui? Ti lasci facilmente impressionare. Pilato, tu che hai mandato a morte tanti malfattori, dimmi se ne hai visto uno che assomigliava al Cristo. No,
Tutti gemevano e scagliavano maledizioni. Non è vero! E non se ne stavano muti e assorti come se già fossero fuori dal mondo. Quel Cristo si è proclamato figlio di Dio. Ho inteso dire a Roma, da chi partecipava ai misteri di Mitra, che figlio di Dio significa interprete della divinità. Sì, ebbene? E che grave delitto attentare alla sua divinità. Orsù, basta! Non credo a queste fantasticherie. Però nascondi male il tuo turbamento e la tua inquietudine. Tu non vuoi condannarlo. Tu vuoi che egli sia innocente. Non è così? Sono stanco di crudeltà. Ho visto troppo sangue. Abbasso il corso Torera! Abbasso il corso Messia! A morte del Signore! A morte! Invece in Gerusalemme non respiri che odio! Proconsole di Roma, Parla. essi ritornano. Li ho preceduti per avvertirti che ti riportano il condannato. Li hai seguiti da Erode? Sì, ero con i legionari per sedare i tumulti qualora i discepoli del condannato avessero tentato di liberarlo. Sono entrato nel palazzo di Erode a seguito dei sergenti dei giudei. Hai visto Erode? L'ho visto e l'ho sentito parlare. Ha voluto vedere da vicino il Nazareno e gli ha fatto molte domande. E che cosa gli ha risposto il Nazareno? Nulla! Guardava Erode come se non esistesse. I capi dei sacerdoti e gli scribi insistevano ad accusarlo sempre più accanitamente. Ma Erode e i suoi soldati ridevano e si facevano beffe del condannato. Poi Erode lo fece rivestire di una veste bianca e ordinò di rimandarlo. Che cosa ti dice? Io l'ho preso per un sognatore. Erode per un pazzo. E puoi condannarlo? No, certamente. Proconsole, come vedi siamo di ritorno. Che vi ha detto Erode? Di riportarti quest'uomo per essere giudicato da te. Ascoltatemi. Mi presentasse quest'uomo come sollevatore del popolo. Ed ecco che interrogatelo, non ho trovato in lui colpa alcuna delle tante accuse portate contro, ma nemmeno Erode. Infatti, io ho mandato da Erode e nulla gli ha trovato che sia degno di morte. Gli darò pertanto un castigo e poi lo rimetterò in libertà. In libertà! Hai detto in libertà! Bisogna che interpelli il popolo perché il popolo faccia sentire la sua voce. Popolo di Israele, ascoltate il vostro sacerdote. Popolo di Israele, il pretore di Roma asserisce che il Galileo è innocente! A morte il corso Torera! A morte il corso Messia! A morte il Cristo! A morte! A morte! Il pretore di Roma vuole ridargli la libertà! Crocifiggilo! 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 Li senti? Essi credono che tu sia ingiusto. Che cosa farai? Io li detesto, questi giudei ipocriti. Ebbene, concederò loro il piacere di far frustare con verve il loro regno. Può darsi che poi si cambia. Vittorio, flagellate quell'uomo. Dì al suo popolo che lo faccia flagellare. Udite, popolo di Israele! Il pretore di Roma vi concede che il reo sia flagellato, flagellato soltanto! A morte! Sia Cristo!
popolo di Gerusalemme, la parola del pretore di Roma. Io non trovo in lui colpa alcuna. Siccome c'è usanza in occasione della Pasqua che si rilasci libero uno, così volete che sia rimesso in libertà il re dei Giudei? No lui, ma Barabba! Sia liberato Barabba! E non è Gesù Nazareno, il vostro profeta? No! È un falso profeta! E che cosa ne farò di Gesù il Nazareno?